Le 9:30 di mattina e il canale della Giudecca è teatro di una manifestazione che a Venezia non si era mai visto. Lavoratori e imprenditori del porto, assieme ai politici del territorio, manifestano per quella che è una delle voci più importanti dell'economia di questa città. 1260 aziende con più di 21.000 persone e un giro d'affari da 6 miliardi e mezzo l'anno, ma se si considera anche l'indotto si superano i 92.000 posti di lavoro e i 21 miliardi di euro. Attraverso il porto di Venezia si muovono 26 milioni di tonnellate di merci in import e in export che alimentano la produzione sostanzialmente di tutto il nord-est, e l'export del nord-est stesso senza il porto di Venezia andrebbe in crisi. A mettere in crisi il porto di Venezia e di Chioggia oggi non è il mercato, ma le pastoie di una burocrazia dalla straordinaria lentezza, per cui anche l'ordinaria attività di scavo dei canali del porto commerciale diventa un'impresa. Oramai i fondali bassi rendono il porto inaccessibile alle navi più grandi. Perché è così difficile un'attività che dovrebbe essere di ordinaria manutenzione e che lo era fino a ieri? È la domanda che ci poniamo già noi da tanti anni, sicuramente da un anno e mezzo, da quando stiamo facendo pressioni nelle maniere possibili sia a Roma che presso le istituzioni locali per avere quello che deve essere non solo un diritto ma un obbligo di alcune istituzioni di fare. A bordo di imbarcazioni di ogni genere, imprenditori e lavoratori manifestano per sbloccare una situazione paradossale. Il corteo è arrivato alla Marittima, ad attenderli altri lavoratori, lo vedete da quello striscione. Porto commerciale, industriale e crociere lottano insieme per Venezia e per il lavoro. La contrazione del giro d'affari per mancata manutenzione della laguna potrebbe avere ripercussioni gravi. Meno merce, meno si scarica, meno giornate di lavoro e per il momento ci sono anche, delle ripercussioni sul reddito dei lavoratori. Potrebbe entro qualche mese succedere quello che non deve assolutamente succedere, cioè che ci sia e che venga toccata l'occupazione.